Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Va ora in onda Giallo Radio Club. Racconti noir dal passato e dal presente. Scritto e condotto da Laura Marinaro. Bentornati a Giallo Radio Club, ma questa volta veramente non mi sbaglio. Prima di iniziare voglio ringraziare il mio validissimo compagno di viaggi Andrea Stolfi, che è anche il regista ovviamente, e che fa tutto quello che gli chiedo di fare, delle cose impossibili, come per esempio adesso vi vorrei far ascoltare questa volta un rumore, un indizio sul tema di cui andremo a parlare. Beh, insomma l'avete riconosciuta, chissà quante volte avete ascoltato questa sirena, ma soprattutto il rombo di questi motori, di quest'auto iconica veramente della nostra storia, ed è proprio di quest'auto, che vogliamo parlarvi, della Alfa Romeo Giulietta e non solo, con 2 esperti, Ivan Scelsa e Paolo Masotti, che insieme hanno scritto un libro di cui ho curato la prefazione, molto, molto bello, perché è un libro che racconta la cronaca nera dell'Italia, insomma, attraverso proprio questa vettura che è appartenuta sia alle forze dell'ordine, come avete sentito, che purtroppo qualche volta anche ad assassini o a banditi. Ecco, benvenuti Ivan e Paolo. Paolo, devi attivare il video perché non ti vediamo. Mi sentite? Buon pomeriggio e bentrovati. Ecco, fai vedere la copertina del libro intanto, perché io non ce l'ho materialmente, nel senso che non mi è ancora arrivato. Nero Alfa. Beh, il titolo insomma, Ivan, come è venuta quest'idea? È un'idea malsana, direi. È Guardate che nata belle già auto, nel guardate. 2016 Mh-mh. e diciamo che è un po' stagionata. Ho ragionato su come poter unire la mia passione per il mondo automobilistico, in particolare l'Alfa Romeo, a quella che è un'altra passione, quella che sono i gialli e il crime. In tal senso poi ho cominciato a selezionare delle storie che hanno attraversato tutto il Novecento. Alla fine sono nate storie, sono racchiuse storie nel libro dagli anni 30 fino ad arrivare al Ecco, 2000, quindi facciamo una volutamente cosa chiuso. Ivan, leggo un attimo proprio cosa c'è Sì, scritto nella e intanto chiedi tu di attivare il video perché mi sembra va che bene. non ci sa. Ecco, nella quarta infatti si legge: "Dai bombardamenti del Portello, passando alla fuga degli amanti Benito Mussolini e Claretta Petacci, fino alla morte del dirigente Ugo Gobato. Ancora il delitto Pasolini, le lotte sindacali proprio ad Arese, no, la storica ex fabbrica dell'Alfa Romeo dove oggi c'è un museo, la violenza delle Brigate Rosse, gli episodi più noir degli anni '70, ripresi dal genere cinematografico poliziesco, anzi poliziottesco, in cui tante volte si vedono sfrecciare per le strade proprio questo tipo di vetture, fino, insomma addirittura a episodi legati a Cosa Nostra, rapine milionarie famosissime anche con, vedremo protagonista il famosissimo Renato Vallanzasca che proprio in questi giorni, insomma, abbiamo visto purtroppo anche lui invecchiato e tradotto da Bollate a un RSA. Insomma, tutto questo è Nero Alfa, quindi racconta anche inseguimenti mozzafiato, ma
aberranti omicidi. Ivan, sei tornato? Sei sparito? Perché dobbiamo partire con te proprio per parlare di uno dei più efferati casi di cronaca nera, ma che ancora oggi è attuale, perché oggi insomma si sta indagando su un DNA. In realtà, ecco, il mostro di Firenze noi ne abbiamo parlato, sappiamo bene che insomma, c'è stato un processo, ci sono stati dei condannati e tra l'altro questi sono anche morti, i cosiddetti compagni di merende, ma i delitti del mostro, in particolare uno e alcuni episodi, sono legati anche questi ad un'alfa rossa e non soltanto. Vero Ivan? Dove sei? Mi sei sparito? Eccoti, eccoti. Ecco, Io ti sento. raccontaci, vabbè, e il tuo compagno di viaggi? Boh, vabbè. Ha problemi con la connessione col video, non so Ah, come mai. okay. Facciamo Proviamo a vedere se riuscirà a facciamo riprovare, ristabilirla. altrimenti telefonicamente magari Va bene, tanto lui va lo bene. coinvolgeremo più che altro per la seconda parte, quella che riguarda più, diciamo la criminalità organizzata, Sì. ecco. Allora partiamo dal mostro, quindi raccontaci un po' cosa c'entra quest'Alfa Rossa o cosa c'entra l'Alfa Romeo con, i delitti del mostro. Ecco, tra i tanti racconti, i 27 racconti contenuti all'interno di questo nuovo libro, abbiamo voluto raccogliere anche la prima testimonianza del mostro di Firenze, o Mh. meglio, non direttamente la testimonianza del mostro di Firenze, ma di quanto è accaduto. Come nelle altre 27 storie, la protagonista, guarda caso, è un Alfa Romeo. Mh. Questa volta non è quella delle forze di polizia, ma Sì, ahimè è il luogo in cui accade il primo degli omicidi che poi vengono attribuiti al mostro al di Firenze. mostro. Parliamo della notte del 21 di agosto del 1968. Un Mh-mh. bambino, percorrendo, all'inizio si pensa a piedi, perché a piedi nudi, Mh. circa 2 chilometri, bussa alla porta di un certo signor Felice, Francesco De Felice, Sì. e gli dice: "Aprimi la porta perché ho sonno e ho il babbo ammalato a letto. Dopo mi accompagni a casa perché la mamma e lo zio sono morti in Sì, macchina". sì, sì. Questa prima versione si contraddice con quanto poi detto da questo bambino, Natalino Mele, Mh-mh. chiamato Natalino Che in perché realtà era nasce 6 lì, anni prima. no, in realtà era lì, durante l'omicidio, cioè c'era anche lui nella Esattamente, macchina, lui no? nasce il Eh, giorno di Natale di 6 anni prima, quindi ha veramente compiuto, da sì. poco, non ha neanche compiuto 6 anni. Lui di fatto, l'unico punto fermo di questa storia è che in quell'auto lui era presente. Eh. Le sue versioni si contraddicono, ovviamente parliamo di un bambino di neanche 6 anni, si arriverà poi alla confessione del padre. Il fatto è che questo avviene in un'autovettura, è una Giulietta Mh. 1003 di turismo internazionale ed è targata Arezzo 53442. È la vettura di uno delle due vittime, ovvero quello che si pensa essere l'amante della mamma di Sì, Natalino, sì, cioè Barbara Locci, sì, una donna un po' chiacchierata sì. in paese, sposata con Stefano, un pastore sardo che con la moglie ha lasciato la sua regione natale per trasferirsi in Toscana dove fa il manovale. Mh-mh. Ecco, sembrerebbe però poi dalla ricostruzione degli inquirenti che questo bambino poi a piedi non ci sia poi potuto arrivare, perché ha percorso, sebbene fosse state 2 chilometri a piedi, senza le scarpe, e di fatto i piedini non hanno delle scoriazioni o dei tagli tali che possano Quindi giustificare un un'altra percorso di questo delle tipo. dei misteri legati al mostro. Ecco, io ti chiedo, ma quindi l'auto è la scena primaria del delitto? Cioè il delitto avviene nell'auto? Perché ci sono degli altri delitti legati al mostro, giusto, in cui c'entrano delle macchine, c'entrano le automobili, ma, magari non sono avvenuti proprio nell'auto. Certo. In questo caso quale In tipo questo di caso il primo. repertamenti vengono fatti su quell'auto? Allora, nella vettura vengono fatti diversi rilievi dai carabinieri Mh. intervenuti, tant'è che viene accertata anche la traiettoria, Mh. con cui sono stati esplosi i Colpi di colpi di questa pistola. pistola calibro 22. La famosa calibro Fatto 22. dal basso verso l'alto con direzione verso sinistra. Si capisce da subito da quella che è la traiettoria dei colpi esplosi che i corpi delle due persone fossero uno sopra l'altro, quindi ancora Ah, stessero okay, consumando o sì, comunque fossero in atteggiamento sì. amoroso. Di fatto però poi vengono rinvenuti in una posizione totalmente diversa. La donna viene rinvenuta seduta al posto di guida, Mh-mh. eh,
diversamente sembrerebbe fosse stata anche parzialmente rivestita, nel senso le fossero stati tirati su gli slip e abbassati la gonna quasi come un senso di pudore per Uno quella scena. staging, Era no? anche, Mm, si era anche accertato che fosse stato frugato all'interno mm, della sua borsa, quindi si pensa a una a una rapina, anche rapina. perché il secondo corpo, quello che dovrebbe essere poi l'amante, è invece sul sedile di guida leggermente riverso sul corpo della donna e in parte incastrato con una gamba. Quindi Eh, l'ipotesi è che l'assassino abbia compiuto questo staging, no? Si chiama così, per camuffare la scena del delitto, cioè non sono stati gli inquirenti, no? Quindi il bambino probabilmente, boh, è stato accompagnato da qualcuno? Non si sa. In teoria era seduto sul sedile di dietro, Eh era sì, addormentato, eh sì. perché poi si accerterà che quella vettura alle 21:30 precedenti era passata proprio sotto casa diciamo, del marito e Del della moglie, quindi di pastore. Barbara Locci e Sì, Stefano Mele, e la Barbara Locci fosse scesa e fosse andata incontro a questo che era il suo amante, quindi ad sì, Antonio sì. Lobianco. La macchina è la sua in fondo. Mh. Mentre stavano per andar via, il bambino però, non volendo lasciare la madre, si è intrufolato in Ah, auto. ecco. La Probabilmente non se mamma, n'era accorto. per farlo addormentare, comunque l'hanno portato prima al cinema, una volta addormentati hanno deciso di consumare questo Mh. loro rapporto amoroso. E in quel frangente poi sembrerebbe essere sopraggiunto quello che è il vero e proprio omicidio. Senti, ti volevo chiedere La testimonianza del padre del sì, bambino, cioè di Stefano Mele, all'inizio nega tutto, mh, successivamente ammette di essere l'autore del delitto sì, e di averlo fatto perché, avendo scoperto la moglie con l'amante, è stato preso da un raptus. La pistola non verrà ritrovata. Lui no, stesso non fornirà delle no. indicazioni precise, dirà di averla gettata, di averla data ad Beh, altri, la a una pistola terza verrà persona. poi ritrovata a casa, cioè lì nel famoso capanno Esatto, del mostro di Firenze, insomma, che poi è morto. esatto, esatto. Poi in Senti, ti questa volevo storia chiedere, ma l'auto che fine ha fatto poi? Ecco, l'autovettura, se ne perdono le tracce, è stata ah, sequestrata dai carabinieri, ovviamente per consentire tutti gli accertamenti e i rilievi tecnici che vengono mh, eseguiti sulla vettura certo. nell'immediatezza, ma che vengono anche ripetuti in seguito. Di fatto poi se ne perdono le tracce, quindi di questa vettura presumibilmente si pensa che sia stata poi demolita. Peccato, perché io ho visto una mostra l'anno scorso, a Lambrate sui serial killer, insomma, e lì c'erano ricostruite delle scene del crimine, c'era una foto di questa vettura e a proprio di questo delitto, di questa scena del crimine, però effettivamente la vettura non c'era. Poi c'erano altre vetture di altri delitti. Benvenuto a Paolo, vedo una foto, probabilmente non può attivare, ma c'è in audio, giusto? No. Vabbè. Senti Ivan, c'è un altro fatto, della storia criminale italiana poi legato a 4, addirittura ben 4 Giulia, giusto? In via Monte siamo in via Monte Napoleone, 15 aprile '64 addirittura, una rapina pazzesca, direi la rapina del secolo. Ma cioè, come Esattamente. hanno fatto? Oggi, secondo me oggi, non lo so secondo te, ma anche quella di prima, oggi sarebbe stato impossibile, scampare alle telecamere di videosorveglianza, agli incroci con le celle telefoniche, no, tutti questi dispositivi che abbiamo oggi, anche che hanno a disposizione, grazie a Dio, gli investigatori. Invece allora si è riusciti a fare una rapina così pazzesca, nel centro della città, ma soprattutto nel punto in cui nel 1964, girava veramente di quella gente, incredibile, no, a Milano in via Monte Napoleone. Cosa successe? Ricordacelo. Allora, hai detto bene prima, la rapina del secolo venne definita in quel periodo. È il 15 aprile del '64, parliamo di via Monte Napoleone, l'hai anticipata tu, quindi il salotto buono della città, Mh, lì dove tutte le persone più influenti e economicamente eh, agiate di una Milano totalmente diversa da quella che siamo abituati a conoscere noi, vivono quotidianamente. Nessuno in via Verri fa caso a questa prima vettura, questa Giulia bianca
che si ferma un po' con le ruote sul marciapiede Mm. lungo questa via. La Giulia è una vettura molto nuova, è appena stata presentata, Era rappresenta quanto di bellissima, meglio a me, l'Alfa Romeo. io la trovo bellissima, no? Cioè, era un'auto bellissima. È una vettura avveniristica, venne Sì. definita la figlia del vento, Ah. perché in quel periodo, con l'aerodinamica di una vettura ancora squadrata, perché stiamo Sì. parlando ovviamente di vetture dalle forme ben diverse da quelle. Oh, ti abbiamo perso, aiuto. Comunque vedete le foto, sì. Mi senti? Sì, 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 sì. No, invitavo a vedere le Aveva- foto che erano proprio squadrate, le vetture erano completamente diverse, insomma, da quelle di oggi. Nonostante questo, la Giulia aveva un CX di 0,29, il CX è il coefficiente di attrito all'aria, quindi sostanzialmente quello che è la resistenza all'aria in velocità. Pazzesco. Per questo era una vettura avveniristica molto veloce, perché aveva dei motori di buona cubatura, un bialbero, doppio carburatore che consentiva delle prestazioni di un determinato tipo. Proprio per queste la maggior Ideali parte per le rapine, direi. esattamente, proprio per questo la malavita aveva da Sì. subito cominciato a scegliere questa vettura e aveva costretto ovviamente le forze di polizia a adattarsi Pensa un acquistando po'. anche loro queste vetture. Quindi era sostanzialmente una lotta ad armi pari. Potremmo dire che la Giulia è forse l'autovettura più democratica che possa essere stata prodotta Molto nell'Italia interessante del questo, secolo. veramente. Quanto Esatto. costava allora una Giulia, così per curiosità? Beh, parliamo di un equivalente di una vettura di Mh? segmento D di oggi, quindi comunque sarebbe un equivalente intorno ai 50.000 euro Ah per intendere, beh, ah però. orientativamente, ecco. Quindi parliamo di una vettura comunque importante. Cioè, quindi anche quella che aveva il compagno della Loci, insomma, Sì. eh. No, quella, beh, la compagna Veloce era una Giulietta, era Ah precedente, beh. attenzione. Era una vettura più vecchia, di anni 50 come Ah, concezione. okay, okay, E okay. la Anche se Giulia è andò a successo dopo. sostituire proprio la Mh. Giulietta. Vabbè, qui arrivano in 4, quindi prima una, poi Vettura. Poi ne arrivano 2 mh? che si parcheggiano sul bordo strada all'altezza del civico 12. Subito dopo ne arriva una quarta Mh-mh. che invece si intraversa bloccando la strada Ah, a chi proveniva dal suo stesso senso di marcia. Contemporaneamente anche la prima vettura, che inizialmente era andata con le 2 ruote destre si sul mette di trava marciapiede, si intraversa pazzesco. bloccando il traffico anche nell'altro senso di marcia. In men che non si dica, dalle 2 vetture centrali scende un comando fatto da 7/8 persone. Ci sono versioni discordanti in tal senso. Entrano nella gioielleria di Enzo Colombo, famosissima in quegli altri, e ovviamente per rapinarla. Mh-mh. C'è un po' di sgomento ovviamente per le vie della città, che comunque, essendo le 4:30, sono affollate. La gente si ripara dove può, chi in un androne di un palazzo, chi in un bar, chi Eh sì, dietro un angolo. perché ricordiamolo ai nostri radioascoltatori che allora si sparava, cioè non è che le rapine erano proprio veloci. C'è una telefonata? Ah. Ah okay, l'ospite è al telefono, va bene, okay. Eccoci. Ciao, ciao Paolo, stiamo parlando Ciao, ciao della Laura. Mi scuso con i telespettatori, ma la regia ha verificato che non era una mia mancanza di capacità, ma proprio un okay. problema tecnico. Vabbè, Di comunque ti salto. sentiamo bene e vediamo la tua Grazie, foto. bentrovati. Vediamo la tua foto. Bentrovati. Stiamo parlando della famosa rapina del secolo in via Monte Napoleone Ma io vi ascoltavo in realtà, ma non che non sentivate più. Va bene. vabbè, insomma, l'avete scritto insieme il libro, quindi sai tutto qui. No, Vabbè, senti, come finisce insomma alla fine questa Dice storia? che sostanzialmente qualcun altro pensa anche che si stesse girando proprio un film. Di Ah, fatto così non è, incredibile. sebbene la trama possa sembrare davvero da film poliziesco. Alcuni muratori che stanno lavorando al terzo piano di un palazzo lì vicino si accorgono di quello che sta accadendo e cominciano a lanciare verso i rapinatori dei mattoni. Di fatto i rapinatori aprono il fuoco, facendo desistere loro e anche chiunque avesse soltanto l'intenzione di poter cercare di contrastare quanto stava avvenendo. Quegli stessi colpi successivamente si infrangono contro la vetrina della Sì. gioielleria di Enzo Colombo e da lì vengono asportati i pezzi più pregiati. Subito dopo la fuga, ovviamente alcuni banditi nel frattempo avevano bloccato all'interno non solo i clienti, ma anche il proprietario e i Quindi sono familiari. fuggiti con solo 2 delle auto, giusto? Con tutte le Ah, auto, con sono risalite tutte? con tutte le auto. 3 verranno successivamente Sì. ritrovate il giorno stesso, una quarta invece verrà ritrovata
nei giorni successivi in una zona periferica di Milano. Sono tutte e 4 Giulia, tutte nuovissime, 2 di colore bianco, 2 di colore beige, che erano i colori più in voga poi in quel momento. La particolarità è che c'è anche un testimone che cerca di seguirli, anche lui con un Alfa Romeo e una Giulia GT, la versione coupé. Bella quella, bellissima. Dentro Milano, ma poi viene ovviamente seminato dalla follia alla guida di questi spericolati banditi. Le indagini condotte dal vicequestore Nardone saranno serrate, l'opinione pubblica, il Corriere Lombardo in particolare, all'epoca presente nella città, non manca di rimarcare, di sottolineare come la polizia brancoli nel buio. Di fatto così non è. Sono affermazioni che a Nardone fanno particolarmente male, perché la polizia ci sta veramente mettendo tanto Forse abbiamo impegno. Anche avevamo forse dei PDF delle pagine dei giornali, vabbè, magari le recuperiamo dopo nella seconda parte. Beh, immagino, insomma, i giornali del pomeriggio, gli strilloni, era un'altra vita, Esatto, vengono messe a La ferro e notte. fuoco tutta la provincia, vengono arrestati, perquisiti personaggi legali alla mala locale, che decide di collaborare con la polizia perché si rende conto che questo clima può soltanto nuocere alla microcriminalità locale. Certo. Tant'è vero che Nardone pensa che si sia rotto l'equilibrio tra i clan della zona. E così è, perché sono arrivati in Italia dei personaggi provenienti dalla Francia, I in particolare marsigliesi. uno con le indagini, sempre quelle guidate da Nardone, lo porteranno poi a capire che nei giorni prima ha preso una multa, guarda caso, lì in via Monte Napoleone, e niente altro è che uno dei 6 evasi dal carcere di Marsiglia, in Francia. I famosi Si marsigliesi. scoprirà ovviamente che passerà alla storia, quindi come la banda dei marsigliesi che ha compiuto questa efferata rapina, che di fatto all'inizio verrà anche sottostimata per quello che è il valore dei gioielli asportati. Si parlerà di circa 200 milioni di lire. Alla fine saranno Dell'epoca. 350 milioni di lire, equivalenti a più di 3 miliardi odierni, o meglio, certo. 3 milioni di euro, chiedo scusa. Sì. Beh, insomma, però non ci fu spargimento di sangue in quel caso. Ci fu spargimento di sangue perché i testimoni e chi tentò di inseguirlo fortunatamente avevano desistito proprio per la veemenza della risposta dei malfattori. Allora, prima di passare a Paolo, abbiamo ancora qualche minuto. Sì. Ricordiamo invece un fatto di cronaca anche legato ad una vettura, proprio a quel tipo di vettura, brutto, insomma. E proprio oggi ricordiamo, insomma, la dipartita di Totò Schillaci, un grandissimo campione che vogliamo tutti ricordare. Insomma, noi della nostra generazione ricordiamo benissimo quell'estate e quelle notti magiche e anche altre, insomma. Poi Totò aveva militato, mi sembra, anche nella Juve. Io allora ero juventina, poi ho cambiato, nel senso che non mi interessa più il calcio, però allora insomma, ricordiamo lui, ma ricordiamo anche questo calciatore, si chiamava Erasmo Iacovone, era considerato veramente una star allora, e poverino, il 6 aprile del 1978 lui militava nel Taranto, lo chiamavano il re del Taranto, era proprio non solo molto bravo, ma anche molto presente nelle cronache, insomma, era veramente una star allora. Fu investito e morì in un incidente stradale da un ladro in fuga, proprio su un'auto rubata di questo tipo. Ci racconti qualcosina su quest'auto, su come... È un episodio che mi sta particolarmente a cuore, perché io sono nativo di Taranto, quindi ricordo questi fatti narrati da quando ero bambino, perché erano successi ovviamente da pochissimo tempo. Era il 6 febbraio del 1978, il Taranto pareggiò con la Cremonese 0-0, una partita un po' anonima anche da parte di Iacovone, che non era riuscito a segnare. Teniamo presente che lui era il capocannoniere della Serie B in quella stagione, e il Taranto era proiettato a salire in Serie A. Era una squadra veramente ai vertici del campionato, in cui Iacovone faceva la voce grossa. Era un calciatore molto importante anche per lo spogliatoio, oltre che in campo, ben voluto da tutta la società e anche dai compagni. Quella sera, un po' forse per digerire una prestazione un po' anonima, quello 0-0 che non l'aveva poi diciamo
aiutato, no? la sua squadra, aveva deciso di andare con alcuni dei suoi compagni, invitato da un amico di un locale di un paese lì vicino alla città, di andare a passare una cena dove c'era tra l'altro lo spettacolo di Oreste e Leonello. All'uscita dalla cena, nell'immettersi da questa stradina secondaria del locale sulla strada statale che da San Giorgio Ionico porta a Taranto, quindi al capoluogo, viene falciato letteralmente da una Alfa Romeo GT 2000 rubata alcuni giorni prima nella città di Taranto, ovviamente, a un medico locale. Lui a bordo di una Citroën, di una piccola Diansé, quindi una vettura anche molto leggera, niente di particolarmente robusto, e viene sbalzato fuori dall'abitacolo, muore praticamente sul colpo, il corpo viene trovato a 20 metri di distanza. Quell'auto è tallonata da una Giulia della polizia, quindi un'altra Alfa Romeo, che sta inseguendo questa GT 2000 rubata e che successivamente all'impatto si ribalterà anch'essa in un campo. Quindi il ladro verrà arrestato, però per il povero Iacovone non ci sarà niente da fare. Comunque era un incidente sicuro, perché sai che poi quando succedono queste cose a questi personaggi magari era di sicuro un incidente comunque. Sì. Questo qui era per i fatti Parliamo suoi che di un stava... incidente puro, della sfortuna di mettersi su una strada nel momento in cui un'auto rubata condotta a fari spenti falcia ovviamente chi trova davanti. Quindi c'era ovviamente anche questo problema. Ovviamente il ladro in fuga ha cercato in tutti i modi di seminare la vettura della polizia, e purtroppo la sua fuga si è infranta contro la vita di Iacovone. Certo. Nel fatto ovviamente il campionato prenderà una triste piega anche per il Taranto, che vedrà società, ma in particolar modo i suoi giocatori non più in grado di avere le stesse prestazioni fino alla fine del campionato, e forse perché anche scossi da quel tragico lutto. Una città intera in lutto. Dopo solo 2 giorni la società decide di intitolare lo stadio a Erasmo Iacovone. Al suo funerale c'era praticamente tutta la città. Ci sono le immagini, infatti. Il portiere del Taranto lo hanno dovuto realmente fermare quando giunse all'ospedale, perché cercava l'autore, il ladro, quindi, che aveva un bel linciaggio. Perché avrebbe voluto veramente linciarlo. Per fortuna era un altro reparto in un'altra ala dell'ospedale, altrimenti oggi parleremmo anche magari di qualcosa di peggio. Pensiamo insomma che alla fine è tutto per un furto di un'auto. Certo, oggi magari con i dispositivi GPS che ci sono, no, non sarebbe stato così facile per questo ladro, no, rubare anche un'auto di quel tipo, perché era un'auto importante allora. Si è frizzato? Ancora più importante della Giulia, sia nei costi che nelle prestazioni, quindi parliamo di vetture davvero prestazionali. Sì, anche per fare gare magari, no, le utilizzano anche poi modificate per fare gare di rally o di... Ma tu quante ne hai? Curiosità, tu e Paolo quante ne avete di Alfa Romeo? Io ne ho 5 storiche. Quali? Dici quali? Vabbè, dai, non svegliamo proprio tutto. Diciamo che vado anche spettro che d'epoca. comprende gli anni 70 e 80 dell'Alfa Romeo. Belle, quelle lì sono veramente belle. E tu, Paolo? Io invece io credo di averne qualche centinaia, peccato che sono tutte in scala. Ho capito. Sono un collezionista. Ma sono belle anche quelle, in scala. Sì. Assolutamente sì. Non ho un Alfa Romeo, ho un'auto di un'altra marca che ovviamente non nomino, perché non è degna di essere nominata, però la vita tante volte ti porta altrove. Senti Paolo, ma come le avete scelte le storie? Allora, guarda, io per quello che mi riguarda, io le mie storie le ho scelte sulla base di quello che è un po' il mio retaggio, tra virgolette, culturale a livello storico e di ricerca, nel senso che io in realtà nasco e sono tuttora, come, scusate il termine ridondante, uno storico della motorizzazione della polizia italiana, nel senso che ho da 25 anni in realtà intrapreso un'attività di ricerca in un campo assolutamente non battuto,
in passato, e che Bello. mi ha portato poi a fare approfondire, grazie alla Polizia di Stato, delle ricerche sui registri matricolari dell'epoca, che poi sono un po' la fonte primaria e ufficiale di tutto, e quindi a ricostruire totalmente il parco polizia, partendo dal periodo prebellico. Madonna In realtà mia. esiste la targa speciale polizia. Ma hanno sempre che marche hanno avuto di auto? Non sempre Alfa Romeo. Guarda, finiremmo domani mattina. Ah. Perché in realtà se tu pensi che io ti dica Fiat, Alfa e al limite Lancia, temo che insomma l'elenco si allungherebbe molto molto di più. Sentite, facciamo una pausa di 1 minuto e poi torniamo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Una piccola orangotango. È troppo alto! Aiuto! Puoi farcela! Tu non hai mai visto il mondo fuori da qui. Sta per salvare il mondo. Tu sei l'unico che conosce la foresta! Io credo che mi potresti aiutare! Io sono un influencer! Sembra divertente. Ozzy, la voce della foresta, dal 19 settembre solo al cinema. Non perdere la nuova edizione di Cinema in Festa. Dopo un'estate da record, dal 15 al 19 settembre, andare al cinema costerà solo 3,50 € per tutti i film e in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it. Ci sono bambini che sognano una famiglia perfetta. È un maledettissimo incubo. Faremo separare i tuoi genitori. Un film che piacerà ad adulti e bambini, con Giampaolo Morelli, Carolina Crescentini, Elisabetta Canalis e Valentina Barbieri. Diretto da Gianluca Ansanelli. Come far litigare mamma e papà, dall'11 settembre al cinema. Eccoci tornati, stiamo parlando di Cronaca Nera e Alfa Romeo, sì, perché sono legate, come ci stanno raccontando gli autori di questo testo, Nero Alfa, Ivan Scelsa e Paolo Masotti. Allora, Paolo, un esperto, veramente, ha detto, uno storico della motorizzazione della polizia. Paolo, ma a me risulta che anche i cugini hanno le Alfa Romeo, o no? Beh, i cugini ce l'hanno e come, ce l'hanno un po' tutte le forze dell'ordine, ce l'hanno gli amici carabinieri. Io tengo a precisare che non sono appartenente all'amministrazione, tra parentesi, ma sono semplicemente un appassionato che negli anni ha svolto anche questa attività. E i cugini ce l'hanno, assolutamente. I carabinieri sono storici, infatti, nell'utilizzo dell'Alfa Romeo, e la Guardia di Finanza, ovviamente. Ma perché? Perché proprio questa casa? Cioè, perché si sono così per un semplice bando vinto, o perché era la macchina più veloce allora? Perché la polizia, le forze dell'ordine, parliamo in generale, erano all'epoca si utilizzavano soltanto vetture di fabbricazione nazionale. Chiaramente per quelle che erano le cosiddette autovetture veloci, per quelle che sono oggi le cosiddette autovetture veloci, ovviamente si propende tuttora per utilizzare questo tipo di vetture. Chiaramente adesso la cosa cambia perché esistono le normative europee, c'è stata negli anni 90, alla metà anni 90 la deregulation, quindi molti hanno storto il naso, ma abbiamo visto tra le volanti poi arrivare le... Beh, c'è una Lamborghini anche, la polizia ha anche la Lamborghini per delle attività particolari. Di Lamborghini ne ha avute, in realtà questa che è arrivata alla URSS è la settima. Lì parliamo di altro, lì parliamo di accordi di sponsorizzazione che la Lamborghini fa con la Polizia di Stato, e l'auto è in comodato gratuito, quindi la polizia utilizza per motivi di immagine di entrambi questo tipo di auto, che tra l'altro non appartengono non sono volanti, ma sono vetture in assegnazione alla polizia stradale. E quindi, Senti, invece, allora veniamo con Ivan abbiamo parlato di delitti, abbiamo parlato di anche auto come scene del crimine e di rapine. Veniamo un attimo invece alla criminalità organizzata o al terrorismo, che
insomma anche lì sono state tra le auto più utilizzate, anche se vabbè, io ricordo sempre un'auto e non la dimenticherò mai, e credo che tutti non la dimenticheranno mai, che è quella famosa Renault 4 rossa in cui fu trovato il cadavere di Aldo Moro. Cioè io la ricordo perché avevo allora 10 anni, quindi mi interessavo già al giornalismo, a queste vicende, per cui ricordo bene quelle vicende. Ma anche uno degli attentati più sanguinari, insomma, delle Brigate Rosse a Prati dei Papa nel giorno di San Valentino, e anche vabbè, le incursioni della banda Cavallero sono legate alle Alfa. Raccontaci un po' queste storie. Sì, guarda, allora, se vuoi iniziamo in ordine cronologico. A questo punto cominciamo dalla prima, a cui tu hai fatto cenno, per quello che riguarda la banda Cavallero. Siamo nel 1967, in particolare nell'episodio clou di tutta questa vicenda che segna un po' il culmine, nonché la fine, grazie a Dio, dell'attività della banda Cavallero, è datato 25 settembre 67. Richiamo il ricordo magari di alcuni spettatori o anzi ascoltatori per quello che riguarda la cinematografia, perché di questo film, di questa vicenda ha fatto un film Lizzani, che era appunto Banditi a Milano con Gianmaria Volonté, che alcuni ricorderanno, Gianmaria Volonté, Don Bachi tra l'altro, e Ray Lovelock e Thomas Milian nella parte del commissario, per esempio. Mitico. Dunque, ecco, innanzitutto il 25 settembre 67 si fu commessa la 17ª, anche se la cifra non è univoca, perché è difficile ricostruire esattamente tutti i fatti perpetrati da questa banda, è la rapina alla fiera del Banco di Napoli di Largo Zandonai a Milano. Due parole sull'origine di questa banda. Questa banda era formata era innanzitutto di origine torinese, perché tutti i suoi componenti provenivano dal capoluogo piemontese, quindi parliamo di ovviamente Pietro Cavallero, che era il capo da cui prende il nome la banda, e da Sant'Eno Tarnicola, che era un po' il luogotenente di Cavallero, e poi da Adriano Rovoletto, che poi diciamo fu quello che era bravissimo nella guida delle vetture, che era una ecco, infatti questo volevo dire, era fondamentale questo, vero, anche Ivan, anche per la banda della Comasina, insomma, cioè comunque saper guidare bene un'auto in certe situazioni di stress pazzesche è fondamentale, cioè è ancora fondamentale. Non lo so però se oggi ci sono i banditi di una volta. Sicuramente non ci sono le auto di una volta. Non ci sono più quelli che le sanno guidare in quella maniera. Adesso le autovetture aiutano molto ovviamente nella guida, con tanti strumenti nuovi dovuti all'elettronica. Una volta bisognava essere molto ma molto più bravi. E cosa combinarono questi qui? Ma questi combinarono, iniziarono già dal 63, la prima rapina fu perpetrata a Torino nel 1963, per esattezza l'8 aprile, iniziarono appunto un ciclo di rapine, in realtà con l'intento così evidentemente un po' non tanto veritiero di perpetrare e di fare giustizia, quasi di essere i moderni Robin Hood, diciamo, vabbè. La loro estrazione sociale era un'estrazione un po', diciamolo, pseudo-anarcoide e dintorni. Però ben presto in realtà ci presero gusto, questa è la realtà. Certo, anche perché si arricchirono. Prego? Si arricchirono, dico. Si arricchirono molto, anche se loro in realtà furono molto bravi a non ostentare questo loro arricchimento repentino. Loro non si dettero la bella vita particolarmente, tanto è vero che utilizzavano
come copertura addirittura una fabbrica, diciamo così, un distributore, un magazzino di distribuzione di penne e biro che era di Cavallero. Il padre di Cavallero, tra l'altro, era falegname, e l'ultimo appartenente alla banda che si unì per quella tragica giornata del 25 settembre 67 era credo non ancora maggiorenne, che era Donato Lopez, che per chi ha visto il film è Ray Lovelock, interpretato da un giovanissimo Ray Lovelock. Iniziarono appunto queste prime rapine su Torino, poi dato che la zona scottava un po', si spostarono, dove fecero altre 7 rapine. Loro utilizzavano una tecnica molto sui generis, e anche molto, devo dire, intelligente dal loro punto di vista. Cioè loro andavano a compiere 2 o 3 rapine anche in un giorno consecutivamente, quelle che loro chiamavano doppietta e tripletta in gergo. Praticamente la cosa consisteva una volta compiuta la prima rapina, nel dire al cassiere di turno di attivare l'allarme, facendo confluire la polizia sul luogo della prima, certo, in modo da andare da un'altra parte, esatto, a rapinare la seconda o addirittura una terza. Quindi diciamo, caso. stringendo l'episodio di sangue avviene nell'ultima rapina. L'episodio di sangue avviene nell'ultima rapina. Largo Zannonai, che cosa che va storto? Va storto il fatto che l'allarme parte troppo presto. Loro rubano una Fiat 1100, poi diremo cosa c'entrano le Alfa Romeo, perché si tratta di Fiat, che in realtà non era un'auto da inseguimento, era un'auto che gli serviva per spostarsi sul luogo di una seconda rapina che avrebbero dovuto compiere lì a poco. Okay. Ma che non fu portata a termine perché l'allarme partì troppo presto, e confluirono, arrivò la polizia, e perché c'è il discorso delle Alfa Romeo. Il discorso delle Alfa Romeo c'è perché ci sono tantissime foto di cronaca che recano, che rappresentano le 5, ma in realtà arrivarono fino a 20 vetture Alfa Romeo volanti, Pantere dell'epoca, che parteciparono all'inseguimento. Tant'è vero che proprio Liziani utilizza vetture reali della polizia e non vetture di scena, come spesso più delle volte Ecco, questo avviene. è molto bello. Infatti poi invitiamo a rivedere questo film, perché tanto si trova nei Rai Play, comunque si trova. Sì, adesso non ricordo su quali piattaforme, comunque una volta era introvabile, era mandato a tarda notte da qualche televisione, ma adesso dovrebbe essere più fruibile la cosa, assolutamente sì. Quindi arrivano sul luogo, loro scappano dalla prima rapina del Banco di Napoli di Largo Zandonai con il bottino, ma l'agente che viene tramortito all'ingresso, questo agente annigarico, si riha abbastanza presto rispetto al colpo in testa che aveva ricevuto, riesce a avvertire la centrale e parte. Arriva la polizia. Però c'è una cosa importante da dire, che è quella che da poco tempo era previsto su Milano, era stato creato il cosiddetto piano AR, cioè il piano antirapina. Milano era stata praticamente suddivisa in circa, adesso non ricordo il numero esatto, 25 zone. Ciascuna zona aveva tutto un piano preordinato operativo che poteva arrivare anche a 20 piani diversi per ogni zona. Ecco, magari potrebbe essere un'idea da riattivare, non per le rapine, ma visto che in questi giorni si parla di sicurezza a Milano. Sono cambiate adesso le tecniche, ormai non si possono paragonare. No, ma poi sono anche meno i poliziotti sulla strada. Sì, assolutamente, no, ma comunque l'Italia, dicevo, all'epoca era all'avanguardia, perché a metà degli anni 60 furono creati nelle questure di Roma e Milano per prime questi tabelloni elettronici molto progrediti a livello tecnologico, che avevano appunto la funzione per tramite seguire gli operatori. Assolutamente. Tant'è vero che il maresciallo Di Pietro, che si vede anche nel film, il vero nome del maresciallo era il Di Pietro, coordinò dalla sala operativa tutte queste tutte le volanti che furono fatte confluire sul posto. Il problema è che la funzione era quella di creare una ragnatela mobile nei confronti dei delinquenti, ma il problema è che i delinquenti ebbero una reazione ferocissima,
perché loro cominciarono a sparare praticamente a un certo punto sulla folla durante il percorso del loro inseguimento, che fu nella zona più o meno centrale di Milano, quasi semicentrale di Milano, uccidendo in successione un camionista, un ragazzo che stava uscendo dalla metropolitana per andare a giocare a tennis, che morì il giorno dopo, fu colpito alla testa, e un altro giovane che era al volante della sua macchina e che fu colpito anche lui dai colpi sparati più o meno a casaccio dalla banda in fuga. E quindi agghiacciante, veramente agghiacciante, no? Oggi fu addirittura un quarto indotto, che fu quello, un quarto morto, che fu il pensionato Piva che aiutò i poliziotti a prendere Rovoletto, che fu il primo a essere arrestato, ma morì perché era cardiopatico e dopo 2 giorni morì. Pensa un po'. E invece l'altro fatto, diciamo brevemente, non abbiamo tantissimo, quello è l'attentato delle Brigate Rosse. Delle Brigate Rosse, molto più brevemente, e ci riferiamo a un fatto avvenuto il giorno di San Valentino del 1987 a Roma, nel quartiere Marconi, il quartiere della zona sud-ovest, nei pressi dell'Eur, per chi conosce Roma, come me, che sono di Roma, e quindi fu, diciamo, uno degli episodi perpetrati per autofinanziamento da parte del Partito Comunista Combattente, che era una delle ale scissioniste più feroci che le vecchie Brigate Rosse, in cui, diciamo, erano state ristrutturate le vecchie Brigate Rosse. Fu un'operazione di autofinanziamento perché in realtà fu molto facile per i terroristi assaltare questo furgone portavalori delle poste italiane, furgone assolutamente. E loro avevano l'Alfa? Allora, la volante di scorta aveva l'Alfa, era una Giulietta 1008, su cui c'era la scorta, cioè composta da Rolando Lanari, Giuseppe Scravalieri e Pasquale Parente. I primi 2 morirono, l'uno immediatamente e l'altro poco dopo, mentre Parente, il terzo, il gregario, quello che all'epoca era il gregario, finì con molta fortuna per cavarsela con delle ferite, ma quando stava per essere finito da uno dei terroristi, la pistola si inceppò 2 volte. Per fortuna. E Parente riuscì, grazie a Dio, a sopravvivere, e quindi diciamo che almeno lui riuscì a tornare alla sua famiglia. Ecco questo. Insomma, 1.150.000.000 furono rubati. Questo è importante, questo episodio, secondo me, per ricordare che delle volte su queste vicende dei terroristi così si lanciano degli afflati di erano terroristi, avevano delle ideologie, combattevano per un'ideologia. In realtà, secondo me, erano dei delinquenti esattamente come gli altri, ed esattamente in particolare come quelli della banda della Comasina, e vabbè, insomma, che anche lì Ivan, anche lì durante la famosa cioè il famoso episodio in cui morirono 2 poliziotti a Dalmine, e vogliamo ricordare che Renato Vallanzasca è stato in carcere 52 anni e l'altro giorno è uscito semplicemente per demenza senile, però comunque va in un RSA, non per così sport, ma perché ha ucciso numerose persone, tra cui questi 2 poliziotti. Quindi al di là del fascino che può aver conservato negli anni, io proprio andrei invece molto più piatta a parlare di delinquenti, sia per quanto riguarda i terroristi che per quanto riguarda questi qui della banda della Comasina. Quindi qui come c'entravano le Alfa? Vabbè, loro erano, al contrario di quelli della banda Cavallero, erano molto, cioè mostravano molto tutti i soldi che avevano fatto, che insomma con cocaina, donne, giocavano, ne facevano di tutti i colori, no? Forse è stato anche quello il motivo per cui poi si è sgonfiato, per fortuna, tutto. Però in questo caso, insomma, c'è stato un episodio drammatico, anzi tragico. L'episodio drammatico, forse tra i più cruenti, è quello che più di altri viene ricordato e attribuito allo stesso Vallanzasca, è l'omicidio di Dalmine al casello autostradale di Bergamo, sostanzialmente alle porte del capoluogo. La Giulia della polizia è una versione speciale, ovviamente quella della stradale, in questo
mi preme ricordare ovviamente i familiari delle vittime. Sì. Sono sicuro che anche Gabriella, la moglie di D'Andrea, ci sta ascoltando, perché è una persona La che salutiamo. sia io che Paolo conosciamo da tempo e che merita tanto rispetto, tanto quanto tutti i figli, le vedove dei periti della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, di tutti coloro che hanno lottato contro la mafia, il terrorismo, le brigate o comunque soltanto vittime del malaffare. Infatti. Ecco, in questo abbiamo voluto dedicare proprio la copertina del nostro libro a questo episodio, perché al di là del terrorismo, della mafia, comunque di fondo c'è sempre il malaffare. Sono associazioni delinquenziali, Assolutamente. dobbiamo sempre ricordarlo e ribadirlo, Sì, mai sì, dimenticarlo, sì. che non nascono mai soltanto per un fine. Tu giustamente prima Mm. lo dicevi, al di là dei finti ideali, il Mm. fine è soltanto il lucro. Ah, E sì. quindi era importante sottolinearlo, e per noi questa copertina Sì. anche forte, perché abbiamo volutamente evitato di mettere all'interno del libro delle fotografie troppo splatter, perché non era questo Certo. il senso che volevamo dare al nostro lavoro. No, ci sono Però delle comunque bellissime la fotografie, vi invito anzi a prenderlo perché è fotograficamente molto bello il libro, perché ci sono foto d'epoca veramente interessanti. Cioè è un libro, secondo me, che può essere anche studiato all'università, nelle facoltà di storia del giornalismo, piuttosto che anche di storia contemporanea, perché ci sono delle foto molto belle anche di giornali dell'epoca, insomma. Questa ovviamente è il rosso, perché comunque l'alfa è legata a questo colore, no? è un duplice filo, quello del rosso dell'Alfa Romeo, un po' di tutte le vetture italiane, ma ahimè è anche il rosso del Sì. sangue. Quindi per ovvi motivi Sì. abbiamo creato il contrasto col nero alfa, che riporta chiaramente alla cronaca nera, e giocando un po' su questo caleidoscopio di colori si passa anche al giallo, perché molte trame ovviamente raccontate sono fatti 27 fatti narrati volutamente con taglio giornalistico, Sì, sì. tutti con richiami di articoli di giornale dell'epoca e molto spesso anche con corredo fotografico del periodo e dell'episodio di cui si tratta, ovviamente. Sì, Paolo, ma invece c'è qualche episodio per cui è stata proprio la vettura a dare lo spunto investigativo? Cioè l'utilizzo della vettura a fregarli, insomma? Io sono sempre convinta, no, che non esistono i delitti perfetti, ma esistono solo le indagini perfette, oppure i delinquenti che pensano di farcela invece non ce la fanno. Ricordiamo sempre Donato Bilancia, che è stato fregato proprio dal fatto che è passato da un casello autostradale senza pagare il pedaggio, e l'amico che gli aveva prestato l'auto ha ricevuto le multe e quindi l'ha fregato. Alla fine è una cosa stupida, però vedi, in quel caso è stata un'auto, non era un Alfa, però mi sembra. Poi non ricordo, forse c'è anche un Alfa in tutta quella storia di Donato Bilancia. Ecco Paolo, c'è qualche episodio in cui l'auto li ha fregati? Guarda, io mentre tu dicevi queste poche parole dopo la tua domanda, ho cercato bravo. un'espansione mentale di trovare, di poter rispondere alla tua domanda. Io ti dico sinceramente che in questo momento, per quello che io, chiaramente il mio sapere, non mi viene in mente, soprattutto legato all'Alfa Romeo, un caso particolare in questo senso. Quello che è stato molto molto, anche se lì poi non soddisfa questa la tua domanda, il fatto, ecco, che mi piace un attimino fare cenno è l'alfetta della scorta di Aldo Moro. Non è ecco, questo non ha fregato purtroppo nessuno quell'alfetta da quel punto di vista, però è quello che io chiamo un po' il mezzo della memoria. Infatti. Dove diciamo il mezzo inteso come veicolo si eleva al mezzo inteso come strumento della memoria. Infatti mi sembra che è stato anche mostrato in una mostra ultimamente, no? Cioè conservato. Io l'alfetta della scorta di Moro l'ho vista, è in un garage della polizia, l'hanno vista in tanti, si possono trovare anche facilmente foto su internet. È abbastanza impressionante. Io pensavo che avrei avuto una reazione vedendola, direi di sì. Ne ho avuto un'altra perché quando tu pensi in quel momento che la puoi tempestare di foto, nel momento in cui scoprono il telone,
Ciò che ti dà è un senso di grande rispetto, ti dà un senso di... È pesante perché sono passati tanti anni, perché è un'auto che è ancora sotto sequestro, è una delle poche auto delle nostre storie Che è ancora sotto ancora sequestro. esiste, che ancora si sa dov'è, com'è. Pazzesco. Mentre tantissime auto che Sì. riguardano la nostra storia, come può essere l'Alfetta di Cassarà di cui parlo, l'Alfetta della Scorta di Dalla Chiesa, quella di Russo, eccetera, si sono una volta sequestrate, la stessa Giulietta del Biondino della Spider Rossa, sono tutte auto di cui si sono perse le tracce. Questa ancora c'è. E come se rappresentasse tutte le altre anche. Sì. Tu prima hai fatto, scusami, apro una digressione, non voglio portarvi altro tempo, ma ci tengo molto. Io mezz'ora prima di andare in trasmissione ho sentito Gabriella Vitali e ho parlato con Gabriella Vitali, la vedova di Luigi D'Andrea, Sì. di Giocato di Termine, e la saluto tanto come saluto Alberto Barbolini, fratello di Renato. E mi ha detto una cosa che mi ha colpito molto. Perché ci si ricorda dei nostri caduti soltanto quando il delinquente di turno ha la semilibertà, ha un problema di salute, perché gli stessi giornalisti non parlavano di tutte le iniziative che per decenni ha fatto l'associazione di Gabriella Vitali per il sociale, eccetera. Queste sono cose che ti fanno pensare. Allora io invito Gabriella a venire in trasmissione un'altra volta e parliamo di questo, perché a me piace molto sempre parlare con i parenti delle vittime. Laura, ci mancherebbe. Ma perché lei viene circondata, viene fatta oggetto di da tanti tuoi colleghi di diciamo come si la contattano, le telefonano, cosa ne pensi della semilibertà di Vallanzasca, eccetera, eccetera. Ma cosa vuoi che ne pensi? Cioè, no. Cosa vuoi che ne pensi? Quello che ne penserei io. Di Renato, esatto, parliamo di Renato Barbolini, di Luigi D'Andrea, di Giovanni Ripani, di Bruno Lucchesi, tutti i poliziotti che Vallanzasca e i suoi hanno ammazzato. Parliamo di loro, non parliamo di presunte RSA o altre cose. No, ma infatti io voglio parlare di questo, per quello, insomma, cioè dei fatti e poi delle vittime sempre, io sempre. Quindi a questo punto diamo appuntamento. Ivan, c'è qualche presentazione in ballo? Dove possono trovare il libro? Ci senti? Il libro è disponibile su piattaforme online, libreria dell'automobile, Amazon, librerie Mondadori, Peternelli, librerie universitarie, quello che volete, lo trovate online, lo trovate nelle fiere di settore. Ti sentiamo male. Bologna, ci sarà classica, ci sarà. Ti sentiamo male ora. Ti sentivamo a tratti. Vabbè, comunque abbiamo capito, nelle librerie, in tutte le piattaforme online, nelle fiere di settore, quindi dell'automobile, tutto quello che ruota intorno all'automobile, e poi insomma ci faranno sapere se ci saranno delle presentazioni magari a Milano, a Torino, insomma, eventualmente volete conoscerli dal vivo. E poi per chi vuole insomma approfondire, oltre a leggere ovviamente il libro, magari si può andare a vedersi questi film o documentari che riguardano queste epoche, in cui le Alfa Romeo sono protagoniste positive a volte e negative in altre volte, giusto? Assolutamente sì. Domenica saremo anche a Roma per la rassegna che ci saranno sabato e domenica con Ivan allo stand di Cinema Alfa, e quindi insomma iniziamo da lì, anche se non sarà una vera e propria presentazione, saremo comunque lì. Sì, va bene, insomma, per conoscere anche questo mondo. Grazie, è stata veramente una puntata molto interessante anche per me, insomma, che sono appassionata di queste auto, soprattutto quelle che portano la scritta Polizia e Carabinieri. Vi saluto e ci sentiamo e ci vediamo mercoledì prossimo. Questa volta parliamo con una grandissima genetista di DNA. Ciao. Avete ascoltato Giallo Radio Club.